I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP della DDA diretta dal procuratore De Lucia nei confronti di 21 persone con il sequestro di oltre 50 kg di droga. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Da indagini del nucleo della Guardia di Finanza di Palermo, GICO, sarebbe emersa la presenza di un gruppo con base nella città palermitana che sarebbe stato diretto da due fratelli, figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villa Grazia e Santa Maria del Gesù. L'accordo per la fornitura di grossi quantitativi di droga sarebbe stato siglato dai due fratelli che sarebbero stati in affari di anni con una famiglia calabrese coinvolta nella gestione del narcotraffico nella provincia di Reggio Calabria e legata da vincoli di parentela con esponenti dell'Andrina di San Luca. L'attività investigativa avrebbe infatti consentito di ricostruire accordi per la fornitura di almeno 10 kg di cocaina al mese destinata al mercato palermitano per un giro di affari che avrebbe generato per l'organizzazione un valore illecito di circa 10 milioni di euro l'anno. La sostanza stupefacente, stoccata in diversi depositi della provincia di Reggio Calabria, veniva trasportata su gomma lungo la tratta Reggio Calabria-Messina-Palermo, nascosta con diversi carichi di copertura o all'interno di sofisticati doppi fondi creati nelle macchine dei corrieri, accessibili mediante aperture elettroniche e meccaniche. Nel corso delle indagini sono stati tratti in arresto ben 6 corrieri di droga, operanti anche nel pieno periodo pandemico sfruttando le proprie attività lavorative, e 2 basisti che custodivano parte della droga a Palermo con il sequestro di circa 50 kg di cocaina che, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 4 milioni di euro.